Il Maida Fest rappresenta un primo tassello importante che ci porterà e ci condurrà alla ricerca e alla valorizzazione di una grande storia di Siculiana legata al grano e soprattutto alla presenza nel nostro territorio lungo il fiume Canne dei silos granai. Era il granaio dei Romani siculiano, una storia ricca di tante cose che vogliamo recuperare e rendere fruibili anche in termini turistici. Dall'altro lato è anche un momento in cui riscopriamo le nostre tradizioni legate al grano e alla gastronomia, per cui saranno 3 giorni di appuntamenti con approfondimenti, convegni, ma anche momenti di degustazione, di intrattenimento, per una festa che vuole diventare anche un qualcosa che duri nel tempo, e quindi siamo contenti di aggiungere quest'altro elemento ad un progetto turistico più complessivo. Da oggi partecipano le 5 classi della scuola secondaria di primo grado del Plesso Verga di Siculiana a questa bella iniziativa che consiste nello show cooking del Maida Fest, un'iniziativa molto importante per i giovani, anche per rafforzare il legame tra le tradizioni e la gioventù, la scuola, che rafforzando il legame con le tradizioni e con il territorio possono vivere sempre di più a scuola un'offerta formativa sempre più ricca e orientata proprio al legame con il territorio, con le tradizioni e anche con il futuro.